Diamo il benvenuto a Roberto Castagner, amministratore delegato di Acquavite, al quale chiedo appunto, trattandosi di un prodotto molto particolare, quello della grappa, così tipico, come riesce ad incontrare i gusti dei consumatori stranieri e quali sono i mercati di riferimento? Allora, la grappa ha avuto una grande evoluzione qualitativa sia in Italia, ma soprattutto l'abbiamo preparata per l'internazionalizzazione del prodotto, quindi abbiamo aggiornato la qualità della grappa. I mercati, diciamo, quelli più caratteristici del nostro prodotto sono i paesi vicini all'Italia, quindi il mercato numero uno per l'esportazione rimane la Germania, poi Svizzera e l'Austria, ma negli ultimi 4-5 anni stiamo progettando di sbarcare in maniera ancora più massiccia in paesi come la Russia, come gli Stati Uniti e come il Canada. Ecco, in questi tre paesi la grappa in qualche maniera c'è, però possiamo ampliare moltissimo perché rappresenta appena l'1% delle importazioni di superalcolici, possiamo solo crescere. E invece quali sono le strategie e le difficoltà che avete incontrato, insomma, nel mercato, affacciandovi al mercato estero? Allora, le difficoltà sono che la grappa, come tutti i superalcolici, sono un prodotto del lusso e quindi in genere vengono veicolate attraverso le multinazionali. La Francia ci insegna, ma tutto il mondo dei superalcolici è molto più del vino, perché il vino rimane ancora un prodotto alimentare, mentre la grappa è proprio un prodotto del lusso. I distillati sono un prodotto di costume, di immagine. E quindi la prima cosa è fare un'indagine nel paese in cui abbiamo deciso di sbarcare, capire qual è l'atteggiamento che loro hanno verso un Made in Italy, perché la grappa deve essere venduta all'inizio come un grande Made in Italy, vedere quali sono le caratteristiche poi organolettiche che possono chiaramente interessare il paese, fare un test che normalmente dura un anno nel quale coinvolgiamo gli opinion leader del paese, coinvolgiamo i ristoratori, coinvolgiamo la grande distribuzione e solo dopo, quando abbiamo individuato il prodotto giusto, il packaging giusto, cominciamo l'attività di promozione e l'attività di distribuzione. Quindi oggi portare i distillati nel mondo e la grappa nel mondo non è una cosa semplice, c'è un vero processo di esportazione che prevede questi step. Parliamo invece di Vinitaly, quest'anno ci sarà la 50ª edizione e quest'anno per la prima volta avrete in più delle aziende cinesi. Come vedete questi competitor? E faccio collegato un'altra domanda, il sistema fieristico quanto può aiutare un'azienda ad incrementare la quota export? Allora, pochi sanno che la Cina è diventata il terzo paese per produzione di vino, quindi è diventato un grande produttore di vino che consumano il loro vino. Oggi c'è una piccola esportazione di vino italiano in Cina, molta invece di quella francese. La Cina deve essere un'opportunità, quindi che la Cina si apra a venire a mostrare i propri prodotti o comunque i vini che fanno, come è successo negli Stati Uniti, che gli Stati Uniti prima di diventare consumatori sono stati anche produttori di vino, quindi io credo che sia solo un'opportunità. Dobbiamo in questo caso, nel caso superalcolici, coltivare le fasce medio-alte della popolazione, quindi intanto la fascia più acculturata, quella che vuole provare ad essere più occidentale e quindi il nostro target di riferimento proprio in quel paese è il lusso, è la fascia medio-alta, ma credo che ci sono 50 milioni di miliardari in Russia, sì, in Cina, quindi credo che sia importante per noi farci vedere belli, far vedere che l'Italia è un paese straordinario e che anche i nostri distillati possono rappresentare un'esperienza unica. Bene, ringraziamo Roberto Castagner, amministratore delegato di Acquavite. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie.